so. Rieccoci, primo si te pares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo anche in diretta in televisione, sono più o meno le 22, minuto più, minuto meno. Denis dalla redazione, novità, messaggi, tant'altro, prego. Sì, allora direi che possiamo cominciare subito a leggere alcuni dei messaggi giunti dai nostri telespettatori in questa diciamo prima mezz'oretta di dibattito. Possiamo magari andare con i primi 4, così cominciamo poi a leggere qualche messaggio e poi diamo di nuovo spazio al dibattito in studio. È urgente una legge perché non tutti sono civili e rispettosi delle diversità, ci scrive una telespettatrice o un telespettatore. Andiamo avanti, ricordiamo, chiediamo sempre insomma di firmarvi, così sappiamo anche chi è l'autore del messaggio. Alla Lega, che dice che ci sono altre priorità, chiedo: non avrebbe più senso usare il tempo che state perdendo per fare ostruzionismo in temi più importanti? Questo è un altro punto di vista. Andiamo con il terzo messaggio. Assurdo che in un paese che si definisce civile si perda perfino del tempo a discutere su questo. E poi ancora un altro messaggio, Borona ha ragione, uno rischia per una battuta con gli amici di subire un processo. Questi sono un po' i primi messaggi. Giorgio, ne approfitterei per tenere la linea ancora qualche secondo, perché ovviamente in giornata sono giunte le prime reazioni, insomma quella che è stata la seduta dell'ufficio di presidenza della Commissione Giustizia al Senato. Chiedo alla regia gentilmente se può mettere in onda il mio monitor. Ecco qui, questa è la prima reazione a caldo di Alessandro Zan, primo firmatario insomma del disegno di legge giunto questo pomeriggio. Questa è stata l'ultima possibilità di Andrea Ostellari di rimandare la calendarizzazione. Gli alibi sono finiti, la settimana prossima si deve dare il via libera alla discussione su un testo che ha il sostegno della maggioranza in commissione ed è già stato approvato alla Camera. E ne approfitto per... Ti fermo sì? Denis, perché aggiungo, noi ovviamente avevamo invitato anche il senatore Zan e ovviamente quando lo chiamiamo è sempre impegnato, molto probabilmente predilige altri palcoscenici. Ecco, mi piacerebbe che lui si ricordasse che è di Padova e che qualche volta intervenisse in queste trasmissioni, che lui proprio in maniera quasi scientifica lo trova sempre impegnato quando lo chiamiamo. Era doveroso per i nostri telespettatori ricordare che avevamo cercato di collegarci anche con lui. Prego Denis. E invece andiamo anche a leggere il primo messaggio insomma, lasciato sui social network da Andrea Ostellari, Presidente della Commissione Giustizia al Senato, che scrive: la calendarizzazione del disegno di legge Zan non è tecnicamente procedibile, lo avevamo segnalato sin da novembre, evidentemente qualcuno non aveva letto bene le carte. Ora si rimanda quel testo con altri 4 al Presidente del Senato per la riassegnazione. Quante polemiche inutili e quanti commenti in questi giorni, bastava studiare. Bene, Simone, vuole intervenire su queste... Guardi, un commento veloce a questi sì, punti di vista, messaggi che sono arrivati. Allora, il diritto di opinione è una cosa, attenzione, il diritto di vilipendere, offendere, denigrare, discriminare un'altra persona è tutt'altra cosa, cioè non confondiamo il diritto di una parola, di esprimere un pensiero, con il diritto di offendere, esercitare violenza verbale nei confronti di un'altra persona, quindi non le metterei sullo stesso livello. Mi dispiace che alcuni telespettatori non vedano la utilità di investire del tempo di un'azione politica nel abbattere barriere, muri, diversità culturali. Mi dispiace molto questo, perché qualsiasi forma, secondo me, di intervento politico, sociale, culturale, volto ad un pensiero, un comportamento tollerante, un comportamento di incorporazione e di integrazione, secondo me è sinonimo di civiltà. E questo dovrebbe, dal mio punto di vista, attenzione, essere soprattutto avviato con dei processi anche ludici, con dei processi anche di condivisione, perché la questione è culturale e deve partire dai bambini questo. Quindi l'uguaglianza, se noi prendiamo i bambini a scuola, i bambini non hanno pregiudizi, non hanno stereotipi. Lo stereotipo, il pregiudizio, è una costruzione culturale del mondo adulto. Guardi, è il mondo adulto che crea abbiamo barriere. cercato, veniamo in un paese dove abbiamo anche il Vaticano, quindi oggi abbiamo cercato di intervistare
dei preti, delle persone importanti. Nessuno ha voluto ovviamente intervenire su questa tematica. Ne abbiamo, Denis, quanti ne abbiamo cercati? Guardate, io sapete, cerco di essere onesto con tutti, corretto con tutti, non nascondo, perché abbiamo cercato di chiamare tutti per informare i nostri telespettatori di questo che è un tema ovviamente d'attualità, perché è di attualità, ma è un tema che un paese civile, come abbiamo sentito, non dovrebbe nemmeno star qui a discuterne, però ne discutiamo perché c'è la necessità. Denis, quanti sacerdoti abbiamo chiamato oggi? Ma a spanne non ho un numero precisissimo, però a spanne direi una decina, quindi 7-8, una cosa del genere, una decina. E tutti, parlo anche importanti, dal più al meno importante, hanno detto su questa tematica, si sono rifiutati, rifiutati di intervenire, perché nel ragionamento che hanno fatto con Denis, con chi l'abbiamo chiamato, che è un tema difficile da parte della Chiesa da discuterne. A me dispiace, tanto perché per chiarire ovviamente uno dei precetti il ragionamento completo, di uguaglianza, di fratellanza, di rispetto dell'altro è un precetto religioso, cattolico, è un precetto cattolico. Il cattolicesimo significa universale cattolico, attenzione, quindi un rispetto per la diversità, l'aiuto per gli altri. L'ho detto per dovere di cronaca, perché dopo magari lo dite, non avete invitato, abbiamo invitato Zà, abbiamo invitato Stellari, e anche Stellari aveva un impegno, quindi abbiamo invitato tutte le parti interessate, soprattutto perché sono venete, sono di Padova, tanto meglio dovevano intervenire. C'è anche la Casellati che adesso ha in mano il DDR. La Casellati è un po' più difficile che intervenga. No, nel senso che è in mano a 3 padovani sto disegno di legge. È vero, è la seconda carica allora, dello Stato. Scusa, chiudo un attimo il mio intervento, poi lascio la parola. Scusi Borile, abbiamo cercato di chiamare tutte le persone, e soprattutto i protagonisti di quello che è successo oggi, e non sono intervenuti. Chiudo, lei prima, probabilmente involontariamente, però in maniera corretta, ha detto sono argomenti questi che non dovrebbero neanche essere oggetto di trattazione, cioè se noi oggi arriviamo a dovere in un qualche modo mettere a voto una legge del genere, vuol dire che vi è un clima culturale, attenzione, che necessita probabilmente anche di perimetrare la situazione. Però siamo in ritardo. Guardate che la Francia ha approvato una legge del genere nel 2004 da un governo di centrodestra con delle pene molto più aspre di quelle che sono contenute in questo disegno legge. Quindi noi rispetto ad altri paesi europei, come al solito, siamo indietro di 20 anni. Come in tante cose. Di 20 anni. Prego, potete pure intervenire nel ragionamento Fabrizio Boron della Lega. Quando si iniziano a fare i confronti con gli altri, secondo me non si raggiunge mai l'obiettivo poi alla fine, no? Perché la Francia fa tante leggi, poi ha altri problemi. Sono leggi di civiltà, però. No, sì, sono però, leggi, non sto parlando di gestione economica e manovre economiche. Quando si entra su un dibattito del genere bisogna essere tranquilli, rilassati e fare un dibattito sereno, perché poi alla fine non è che puoi metterti sempre a fare lo scontro ideologico e delle barricate, perché altrimenti è come la questione dei parroci. Io non è che voglio difendere i parroci, però se inizi su un dibattito politico, perché è un dibattito politico, a tirare in mezzo la Chiesa, a quel punto poi insomma interroga anche molto la Chiesa. Però io ritengo che, siccome diciamo sempre sono stato laico, no? Però la Chiesa, ce lo rimarchiamo sempre. La Chiesa però è intervenuta nei problemi della famiglia, nella famiglia è intervenuta in maniera importante. No, ma è in merito a quello che diceva, cioè un discorso è una dichiarazione, un discorso è quando si entra nel dibattito. Oggi, questa sera, parliamo di questo, non perché è una serata di discussione sul tema, ma perché c'è un dibattito politico in atto in Parlamento, c'è una legge incardinata in Parlamento. È questo il motivo della discussione di questa sera, non del tema a sé stante. Anche del tema, Fabrizio. Sì, però se stessimo parlando del tema e non c'è una legge incardinata in Parlamento, sarebbe diversa la discussione. Qualcuno ha dichiarazioni in più la fa. Nel momento in cui c'è siccome qualche tecnica legislativa la conosco, insomma, e ovviamente funziona così, e non entro sul tema ovviamente che prima ha fatto sentire qual è il metodo, qual è la procedura del Senato e delle sue commissioni per la discussione, non entro perché saprà il suo Presidente, saprà chi ovviamente frequenta per lavoro la commissione del Senato, però è un dibattito che deve essere fatto in maniera rilassata e tranquilla, perché ribadisco, ma dico come la penso io, la discriminazione a qualsiasi livello e per qualsiasi cosa è punibile già con la legge esistente e comunque deve essere punibile. Se poi il tema può essere quello di dire c'è già una legge, emendo la legge esistente
e introduco che in quella legge esistente ovviamente ci possono essere anche pene, no? O comunque modalità che vadano a tutelare altri, per carità è un tema, è un dibattito che deve essere fatto nel luogo, adesso la Camera è già passato, c'è il Senato. Io quello che dicevo all'inizio era un'altra cosa, proprio perché il dibattito si è rilassato, che è una legge che corre in Parlamento da un po' di tempo. 20 anni. È una legge che corre un po' di tempo, c'è stato fino all'altro giorno un governo, no? Un governo che aveva tutte le possibilità, visto che c'era l'assoluta maggioranza anche di volere politico su quella legge, di portarlo a compimento, non l'ha portato, e ritengo, ma guardate, proprio perché il dibattito possa essere franco e uno possa raggiungere un obiettivo, che un dibattito del genere, in un momento come questo, dove c'è un governo di un certo tipo, trovi difficoltà a proseguire. Poi non sto parlando della Commissione, ma sto parlando dell'obiettivo finale. Etici, diritti, l'aborto, il divorzio, il testamento biologico, sono sempre etici, passati no? con voti trasversali del Parlamento. Sì, no, cioè mai hanno però, coinvolto il governo, mai. Però io mai. non sto dicendo quello perché, per carità, dico solo che ci sono anche momenti nell'ambito dei luoghi di discussione politica dove le situazioni in quel momento sono difficili, sono situazioni particolari e molto probabilmente anche un dibattito politico di questo, soprattutto di questo tipo, possa essere preso a pretesto per altre... Tipo? Ma tipo, è chiarissimo, no? Se c'è un governo di unità nazionale, chiamiamolo così, che ha come obiettivo, e guardate quello che penso, io l'ho detto qui fin dal primo giorno, prima ancora che si ricorda che sono stato l'unico che ho detto che non c'era il Conte bis qui. L'ho detto qui, che non c'era il Conte bis e ci sarebbe stato un governo Draghi. L'ho detto per primo, quando nessuno lo immaginava. Bene. È un veggente lei? No, non è un veggente, si guardava chiaro, non poteva essere confermato un Conte 2 che aveva fatto quello che ha fatto, dai, Mattarella non l'avrebbe mai permesso. Molto, se vuole era chiaro, però il problema principale è un governo a tempo, quello che c'è su, per fare alcune cose. È un governo a tempo. Quindi, ma se c'è poco tempo facciamola passare sta legge, cioè nel senso non è una priorità, non è il momento. Se fosse andata in aula 2 settimane fa sarebbe già stata approvata. Invece la protraiamo mesi. Ma scusa, se io sarei incazzato più per prima, se fosse per prima, perché non è passato quando c'erano le condizioni che in questo momento, perché ma non si capisce l'ostruzionismo di Ostellari, cioè nel senso che blocca. Cioè stiamo parlando del dibattito sul tema, no? Non entro non conosco il meccanismo di funzionamento della Commissione, se quello che ha detto è reale tecnicamente, cioè non lo conosco, non posso parlare. Dico solo che la discussione sul tema, che è una discussione che poteva avvenire in un determinato momento, non è stata fatta, è stata posta all'attenzione, secondo me, nel modo sbagliato, in questo momento dove c'è un governo a tempo, e non vorrei che poi alla fine diventi solo un momento di dibattito e non raggiunga l'obiettivo, perché mi pare che l'interesse sia quello di raggiungere un obiettivo che poi, dico, l'ho detto fin dall'inizio, qualsiasi discriminazione, è stato chiaro, qualsiasi discriminazione deve essere punita. Bene, per me ci sono già delle leggi, però la interrompo perché altrimenti lei mi va tutta la trasmissione, devo interrompere, mi do anche dei tempi. Mi ha detto prima che stavo in silenzio troppo. No, prima recupero la pubblicità. No, andiamo a vedere invece i tipi di omotransfobia che ci sono in Italia, quali sono. Qui vedete dunque sui 138 casi, sempre la fonte è l'Arcigay, questo per dover di cronaca, 32 sono aggressione, 13 adescamenti, rapine, ricatti, estorsione, 9 violenze familiari, 31 discriminazioni, insulti in luoghi pubblici, 17 scritti infamanti sui muri, autos, case, eccetera, eccetera, e 25 discorsi che incitano all'odio. Questa era la tabella, tanto per completare. Quelli denunciati. Quelli denunciati. Sì, perché quelli denunciati, è ovvio. Solo per segnalazioni ricevute da Arcigay Padova, e parlo solo della nostra associazione padovana, potrei aggiungerne altre 3, solo di queste settimane. E anche Mattia potrà correggermi, 9 violenze familiari, le case rifugio che già esistono in Italia ospitano molte più di 10 persone. Noi abbiamo dato il dato dell'Arcigay, se poi oggi ne sono successi agli altri, conoscendo come sono stati raccolti questi dati, posso anche illustrarlo. Sono i dati che sono usciti sui giornali o che sono in qualche modo arrivati all'onore delle cronache, diciamo, per cui
parliamo veramente dei casi conosciuti pubblicizzati, più pubblicizzati e che hanno avuto... Ma ce ne sono molti. In percentuali, secondo lei, quanti ce ne sono di più? Di sconosciuti o di meno importanza o di meno denunciati? Insomma, io aggiungerei uno 0 a quelle cifre, nel senso parliamo di centinaia di casi. Io sono fosse anche uno, deve essere punito. Cioè, il problema non è quanto, perché se uno viene aggredito e discriminato, in qualsiasi tema, non è che perché uno è una statistica non serve niente. Però Fabrizio Boron, se uno non serve fare una legge, se sono 1380, vede però che viene dove avevo iniziato io la discussione. Non è vero. Io sto dicendo, se uno solo viene discriminato, aggredito, deve essere punito, perché qui non c'è un problema se è uno allora non conta niente, se sono 100 allora... Il vero problema, Fabrizio Boron, è che in Italia, in Europa, non è vista bene questa storia e ci vorrà del tempo, la cultura, come diceva prima Simone Borine, per far capire alla gente che il volersi bene fra due persone dello stesso sesso è una cosa normale. In tanti paesi, in tanti paesi questo non accade e viene usata nei confronti di queste persone violenza. Ecco il motivo, presumo, per cui venga fatta questa legge. Mi sembra talmente semplice. Tecnica legislativa. Allora, ma se io emendavo la legge esistente e introducevo una nuova fattispecie, invece di farne una nuova... No. È questo che è il problema della legge propone. Si estende la legge Mancino. Non è che si estende, è una legge, è un PDL depositato questo. Sì, ma è un'estensione della legge Mancino alle fattispecie. È un'estensione, si aggancia ovviamente, però... E si va ad agire sul piano culturale. Diventa un manifesto. Penale, su codice di procedura penale. Come la legge Mancino prevede. Come la legge Mancino. La legge Mancino diventa un manifesto su questo testo, caspita. No, dico perché quando diventa un manifesto poi diventa non più una discussione oggettiva su un tema che bisogna discutere, ma diventa una bandiera politica e se diventa una bandiera politica si ottiene l'effetto opposto, che secondo me invece non dovrebbe essere. Sì, magari tante cose sociali diventano problemi... Ho capito, però stiamo discutendo del fatto di raggiungere un obiettivo. Boron, lui ha detto una cosa interessante, diventa una bandiera politica perché c'è un problema dalla vostra parte politica, perché il centrodestra in Europa, nel Regno Unito, in Svezia, in Olanda, il centrodestra ha approvato il matrimonio gay, il centrodestra in altri paesi europei, quindi c'è un problema della destra italiana che quando si affrontano questi temi qua, proprio mette un muro ideologico. Cioè Fabrizio, c'è un problema della destra italiana, perché la destra in altri paesi europei, anche nell'Ungheria di Orban, c'è questa legge, non l'ho mai messa in discussione, anche se è stata fatta dai governi precedenti. Ma secondo lei, Ruggi, le faccio una domanda provocatoria, c'entra, perché qui abbiamo il Vaticano, che negli altri paesi d'Europa, l'Olanda, i paesi dove c'è il centrodestra, sia stata votata una legge a favore ovviamente dell'omofobia, invece qui in Italia non viene fatto, ci sono queste difficoltà. La mia è una domanda, c'entra che c'è il Vaticano oppure è un influente, come diceva prima Boron, non c'entra la Chiesa in questo ragionamento? Allora, il Parlamento quando ha voluto le leggi le ha fatte fregandosene del Vaticano, con l'aborto, il divorzio, il testamento biologico, unioni civili, e adesso magari farà anche questa legge qua. Penso che sia la classe dirigente politica che è più conservatrice del Vaticano, senza ombra di dubbio. La classe dirigente di questo paese è molto conservatrice, ripeto, il matrimonio egualitario che c'è nella maggior parte dei paesi dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti, in Italia neanche ne riusciamo a parlare, non riusciamo neanche a parlare dell'aggravante contro l'omofobia che c'è da 20-25 anni, come diceva Simone Borine negli altri paesi, quindi siamo davvero all'anno zero dei diritti civili, siamo veramente a parlare ancora di qualcosa e sono battaglie contro i mulini a vento che loro stanno facendo, perché poi nel momento che vengono approvate queste leggi, vedi le unioni civili, testamento biologico, che hanno portato 1 milione di persone in piazza col Family Day, oggi se andasse al governo Giorgia Meloni e Matteo Salvini, io sono convinto, quasi convinto, che non le toccherebbero queste leggi, cioè le unioni civili, l'aborto, il divorzio non le hanno mai toccate, quindi loro fanno queste battaglie, poi la legge passa, fra 2 anni basta, quindi non si riesce davvero a capire l'atteggiamento da parte loro, perché... Zanini, secondo lei è giusto quello che dice Ruggi? Guardi, secondo me stiamo andando un po' fuori tema, mi aggancio però a quello che dice Ruggi, nel momento in cui io penso che come popolo della famiglia possiamo solleticare una cosa, ad esporre Forza Italia, ad esporre la Lega Salvini, qua lo chiedo proprio a nome del popolo della famiglia, e noi con l'Italia, ad esporsi chiaramente sul fatto di non voler approvare questa legge, non votandola quando sarà da non votarla o da votarla, ma pubblicamente di dire noi non la supporteremo, anche con il rischio di far cadere il governo a riguardo, perché decade il patto di maggioranza. Cioè lei chiede solo la parte politica centrodestra, insomma, dice. Il fatto di andare avanti in questa situazione, anche magari votando a sfavore
ma senza una presa di posizione esplicita è di fatto una provocazione politica e questo è inaccettabile. Ripeto, il nostro ordinamento già punisce tutte le cose che sono state dette questa sera. Sono d'accordissimo su tante cose che sono state dette, attenzione, non sto facendo barriere, assolutamente, dico che quello che serve a proteggerci tutti, perché siamo tutti uguali, Costituzione, già c'è, già esiste, non serve nulla di più. Viceversa, se passa una legge come il DDL Zan, noi ci troviamo ad avere un bavaglio, che oggi magari tocca a noi, che non siamo d'accordo su certe tematiche, a parlare. Non è una sicurezza in più? No. Non è una sicurezza in più, perché io nel momento in cui non posso esprimere una mia opinione, ma non è vero, avevo fatto prima, chiedo scusa, se l'esempio è un incitamento all'odio non la puoi esprimere. No, se io dico che l'utero in affitto è un crimine, in questo momento possiamo parlarne, possiamo non essere d'accordo, ma fra qualche anno, chiedo scusa, a un certo momento, fra qualche anno, se passa di DDL Zan, potrei essere denunciato. Ma non è vero, perché nella legge c'è proprio questa parte dedicata alla libertà di espressione, che non viene in nessun modo intaccata la libertà di espressione. Se lei avesse studiato la legge, lei sa che nella legge è stato passato un emendamento con scritto che la libertà di espressione non viene minimamente toccata e menzionata da DDL Zan, anche perché c'è già una sentenza scritta della Costituzione, articolo 21, che garantisce la libertà di espressione. Ci mancherebbe che il DDL Zan mi andasse a toccare quello che dice l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di espressione in un paese democratico. Il DDL Zan prevede questo, il DDL Zan non prevede questo. Lascia un buco. Lascia la libertà che lei vada a dire le sue cose contro la legislazione per altri, che le sue cose contro sapete di dire una cosa inesatta, perché la legge anzi esplicita in maniera molto chiara quelle che sono i limiti della libertà di espressione, che sono espliciti incitamenti all'odio ed espliciti incitamenti alla discriminazione, che non è un'affermazione come la contrarietà all'utero in affitto o al matrimonio egualitario. No, come no? Chiedo scusa, se una coppia mi dice, ok, una coppia homo, mettiamo, mi dice io voglio un bambino, ovviamente il bambino, per forza di cosa da qualche parte deve arrivare. Purtroppo, dico purtroppo, adesso si sta aprendo un mercato gigantesco a livello mondiale di compra-vendita di bambini, che non mi sembra il tema quando i ricconi tirano fuori 100.000 euro. Questa è la sua opinione, non è opinione, sono non numeri. Non minimamente toccata dal DDL Zan. No, però nel momento in cui io vado a dire, chiedo scusa, non parla di finisco il ragionamento, nel momento in cui io vado a contestare a una coppia homo che vanno a comprarsi un bambino per come dire, soddisfare il loro desiderio di genitorialità, io dico che quel bambino intanto comunque subisce di per sé una violenza. E questa coppia potrebbe dire, caspita, a me mi sento discriminato, lo denuncio. Ma perché si faccio 6 anni di carcere? Il ragionamento è di una linearità incredibile. Scusi, fermo. Bisogna guardare il concetto di discriminazione. Galdio, mi scusi un attimo perché scusi, se io dico che una coppia homo non può avere figli, mi scusi, Zanini, è discriminazione. Zanini, è uscito un attimo, però le faccio una domanda. Appunto, una sua idea, mi dica come esca. Zanini, mi può spiegare, è una domanda le chiedo, perché per il bambino è una violenza? Perché nel momento in cui un bambino viene venduto, allora, apro questa parentesi sull'utero in affitto, chiamatela gestazione per altri, chiamatela procreazione come volete, insomma, hanno creato tutti gli acronimi possibili pur di non dire quello che è utero in affitto, dove di fatto una donna viene in qualche maniera obbligata dalla necessità di avere dei soldi, perché se noi facciamo caso... Immagino che lei ha conosciuto tante di queste donne. Diciamo che ce ne sono... Vado a farsi un giro in India. Io guardi, ne conosco di donne che hanno fatto la gestazione per altri, la fanno gratuitamente? Non ci credo neanche se vuole, perché ci sono anche quelle che lo fanno su base volontaria. Se lei studiasse un po' la legislazione del Canada, ad esempio, non prendono un centesimo le donne per fare la gestazione per altri. Questo lo dico. Allora lei andrebbe a farsi piantare delle cannule all'interno del corpo con bombardamento ormonale. Ma poi loro vanno sempre a spostare sul tema della gestazione, sempre là vanno a finire, perché non c'entra niente con il DDL Zan, niente. Ma loro vanno sempre a finire là perché sanno che le loro motivazioni contro il DDL Zan fanno acqua da tutte le parti e quindi vanno a finire sempre su un tema dove sanno che in un qualche modo hanno un consenso da parte dell'opinione pubblica perché se ne conosce poco di questo tema e quindi vanno a parare là su quel tema. Il fatto è bravissimo, il fatto è che adesso posso dirlo, quando passa il DDL Zan vengo denunciato perché il DDL Zan intrinsecamente fa un'azione di intimidazione verso la persona che non può più esprimere la propria opinione come previsto dalla Costituzione nel paese democratico italiano. Che punisce i crimini d'odio anche per razza ed etnia fino adesso
adesso si è riuscita a cancellare le affermazioni razziste in questo paese. Abbiamo una politica che fa affermazioni razziste in maniera quotidiana e non mi pare che la legge Mancino gliel'abbia mai impedito finora. Anzi, c'è un momento in cui sembra molto chiaro. Se uno va a fare una querela viene che ha fatto riferimento prima a Borile, che ci vuole, siccome manca nella cultura in tante cose in questo paese, nel mondo e soprattutto in questa, ci vuole del tempo fisiologico perché questo non avvenga indipendentemente dalle leggi. Guardi, noi siamo 40 anni che lottiamo contro l'omofobia come comunità LGBT e non ce l'abbiamo fatta in maniera a risolvere il problema perché mancano delle leggi che supportino la nostra comunità in questa rotta. Noi come comunità chiediamo delle leggi che in qualche misura aiutino le persone a vincere l'omofobia e a superare anche questo gap culturale rispetto ad altri paesi. Ma, come dire, è una battaglia impari finché la politica remerà contro. Questo è un dato di fatto. E allora perché Marini dice che toglierà la libertà a questa legge? Perché si sbaglia, perché dice una cosa inesatta. Questa legge, anzi, limita chiaramente quelli che saranno i discorsi d'odio perseguibili, che sono i discorsi d'odio che hanno una ricaduta pratica di discriminazione e violenza. Questo è il punto. Io credo che nessuno di noi... Mi fa degli esempi Io non posso... No, cioè così giusto per avere una fattispecie, un materiale concreto potrebbe essere l'incitamento a picchiare qualcuno o a insultare qualcuno o a discriminare qualcuno in maniera contingente. Vabbè, questo già è punito, voglio dire. Cioè, se io incito lui, dai, vai a picchiarlo, è chiaro che è già un reato. No? Questo sicuramente. Indipendentemente dal motivo, è già un reato, anzi se poi c'è anche... delle lingue, ragazzi. Appunto, cioè, anzi ci sono anche l'aggravanza, io lo dico, no, vai a picchiare quello perché tra l'altro c'è l'orientamento sessuale, c'è anche l'aggravante per il futile motivo. Questa legge va a incardinarsi sulla legge Mancino, che è una legge che prevede degli aggravanti specifici per caratteristiche di incitamento alla violenza. Quindi mi sembra di capire che lei dice no, il centrodestra dovrebbe, lei questa sera pubblicamente dice che voi vi mettete dalla parte del no del centrodestra perché questa legge praticamente priva delle libertà, secondo lei, mi sembra di capire. Sì. Solo questo è la tematica. Questo. La libertà soprattutto di parola mi sembra di capire, oppure... E per questo motivo lei dice no. C'è la libertà degli altri di girare per strada tranquilla. Perché adesso potrebbe toccare a noi, ma fra qualche anno potrebbe toccare a loro per la stessa loro legge. Sto chiedendo solo di sì, no, ma il concetto è questo. Allora, vorrei richiamare un attimo il concetto di prima. Io sono convinto che questa legge non sottragga diritti e libertà a chiunque. Attenzione, perché? Perché comunque non esiste la libertà di parola, di discriminare, di odiare, di comunque convogliare verso un'aggressività a qualcuno. Questo non è sottrarre il diritto a qualcuno di poter esercitare questa aggressività. Questo non c'è e non deve esserci, guai una cosa del genere. Quindi quando uno afferma che questa legge mi sottrae il diritto alla parola, ma qui non stiamo parlando di diritto di parola o di opinione, qui stiamo parlando di violenza discriminatoria e uno non può ritenere che la violenza discriminatoria sia un diritto costituzionale esercitarlo, perché già oggi le leggi non consentono questo. E il fatto di intervenire giuridicamente è perché probabilmente da un punto di vista culturale e sociale si sente l'esigenza. La norma giuridica è sempre frutto di una norma culturale. Noi arriviamo ad emendare delle leggi perché culturalmente riteniamo che in quel momento storico, in quel segmento storico, ci siano delle condizioni tali che siano necessarie o che eventualmente la collettività è pronta ad accogliere. Guardiamo la legge sull'aborto, guardiamo la legge su qualsiasi tipo dell'interruzione, insomma qualsiasi tipo di legge. Quindi, anche perché se avessimo un'unica cultura in tutto il mondo ci sarebbe un'unica legge dappertutto. E noi sappiamo che le leggi sono differenziate in base alla cultura dei paesi. Quindi io ritengo che se siamo giunti a questo momento storico qui, e ci sia questa proposta, perché ritengo che ci siano dei tempi maturi da parte della collettività di accogliere e di aver individuato in ogni caso degli atteggiamenti ostili, conflittuali nei confronti di soggetti percepiti in modo diverso. Ma ipotesi Borile o Ruggi o Boron, se questa legge passerà, cambierà, diminuirà la violenza nei confronti degli omosessuali? Guardi, è una questione culturale. Perché leggi ci sono io non sono convinto, guardi,
guardi, personalmente io non sono convinto che la norma giuridica possa rappresentare un attenuante, perché qui prima tutti abbiamo parlato correttamente di clima culturale, deve esserci un'educazione culturale al rispetto alla diversità, e questo deve portare questa legge. E questa è la parte più importante della legge, quindi l'attivazione anche nelle scuole di educazione al rispetto, di educazione alla cultura, contro il bullismo, che poi le scuole sono il primo teatro dove questi episodi accadono. Si inizia con la presa in giro, con l'attacco al compagno di classe, con l'offesa, e poi si sfocia anche nella violenza fisica. Però lei diceva prima se la legge può aiutare comunque a cambiare una cultura, a cambiare comunque un atteggiamento favorevole o contrario. Io mi ricordo che quando Zapatero nel 2005 approvò i matrimoni gay in Spagna, solo il 30% degli spagnoli erano favorevoli, dopo 2 anni erano il 74%. Quindi che cosa vuol dire? Una legge può fare cultura? Sì, perché nel momento che la legge c'è e comunque fa conoscere alle persone la cosa, la situazione, la gente percepisce come una cosa normale, quotidiana, e capisce magari nel caso del DDL Zan che discriminare una persona perché è LGBT, perché è disabile, perché è donna, è una cosa sbagliata. Ma allora perché su una cosa così semplice c'è questo tiramolla? Sì, no, la rinviamo, la facciamo, doveva essere fatta tempo addietro. Secondo lei, Boron, per quale motivo? No, ma è dibattito politico, poi io l'ho detto fin dall'inizio che mi sembra strano, no, poi politicamente, che un qualcosa che è da tempo, di cui si discute ed è stata approvata anche da tempo dalla Camera, si arrivi ovviamente in un momento particolare a discuterne e poi alla fine magari può essere un dibattito non tranquillo, non obiettivo e anche oggettivo, e si inizia magari a fibrillazioni politiche che possono convogliare altri interessi, altre situazioni. Quindi l'ho detto fino all'inizio che il momento non è, secondo me, non è dei più opportuni. Però il tema c'è sul tavolo, no? Quindi poi io l'ho detto prima ancora che facesse vedere l'intervento del Presidente, e sicuramente non mi ero parlato con lui, ma quello che avevo detto prima e poi mi pare aver sentito è la discussione poi verrà posta e deve essere posta all'ordine del giorno prima o poi su quello che è il problema della discriminazione, che ripeto, se il tema era punire in maniera specifica un atto discriminatorio e violento sulla questione dell'orientamento sessuale, bastava prendere la legge Mancino e a fianco a razza, cultura, scrivere orientamento sessuale, no? Bastava introdurre 2 parole. Ed questo, no, bastava e si otteneva forse anche molto più veloce l'obiettivo. Forse la discussione, nel momento in cui diventa una legge con altri temi in discussione, entra la parte burocratica italiana. Entra la parte di discussione politica che ovviamente è molto più complessa, sul quale, l'ho già detto prima, magari bisogna anche ragionare su quello che è, per carità, non è che stiamo parlando di condannare l'opinione, però bisogna, è successo, no? È successo con la legge Mancino. Che siamo d'accordo contro la violenza fa. Se mi fate vedere di nuovo, poi andiamo in pubblicità. No, quello che promesso, no. Sul ragionamento che fa, mi dico, se questa legge viene approvata, l'unica cosa mi sembra che venga a mancare, a quanto diceva Nino, è la libertà di espressione. No, il problema, più che venga a mancare la libertà di espressione, è quando è stata fatta la legge Mancino, che aveva un obiettivo. Poi alla fine sappiamo benissimo come funzionano i tribunali in questo Paese, poi c'è anche l'obbligatorietà dell'azione penale e tanto altro, sappiamo benissimo che più di qualcuno si è trovato a processo per cose ovviamente che poi non hanno trovato condanna, ma intanto ti fai la trafila. Però, Fabrizio, quindi bisognerebbe un attimino magari... sulla proposta, lasciamo un attimo la grafia, sulla proposta che fa Zan come legge, la reclusione fino ai 18 mesi, il carcere da 6-4 mesi, poi... Sono le stesse dell'etnia, razza, religione, che è già prevista dalla Mancino. Se siamo d'accordo su questi punti di colpire chi si comporti in una determinata maniera, cosa viene a mancare che dice Zannini?
mancherebbe, se viene approvata questa legge, la libertà di espressione. Mi sembra di capire, mi corregga se dico un pensiero sbagliato suo, solo quello praticamente sarebbe da discutere. Solo, oddio. No, siccome l'articolo 21 della nostra Costituzione dice che noi possiamo esprimere la nostra opinione in maniera democratica, ovviamente non deve essere un'offesa. Le viene a mancare questo. Ma io devo poter dire la mia, perché siamo in un paese democratico. Nel momento in cui passa il DDL Zan, chi decide qual è la parte democratica e la non democratica? Quando si parla di atti intimidatori, cioè dov'è? Quali sono? Su cosa ragioniamo? Ho capito. A chi viene demandata questa cosa, questa decisione, questa discrezionalità? Al magistrato di turno? Però mi sembra, Fabrizio ha completamente ragione da quello che stava facendo, che la tematica è questa, la più importante. Sì, ma poi anche, ma guardi che sono più che di contesto, è una discussione proprio giuridica, perché poi alla fine, quando purtroppo abituato a quello che è la discussione giuridica, che scrivi e una virgola prima, una virgola dopo vengono interpretate come, ma non solo in questa fattispecie, in N situazioni ovviamente giuridiche, però anche quando si dice, e giustamente bisogna condannare e perseguire chi incita all'odio e alla discriminazione, e lì c'è anche una parte che parla o partecipa ad associazioni o gruppi che incitano Claudio Marco, dopo vado in pubblicità. Allora il problema è chi decide quando un'associazione o un gruppo o un'organizzazione ovviamente fa discriminazione o fa violenza, perché la violenza è molto più facile individuarla, no? Ovvio. La violenza è molto più facile individuarla, perché la discriminazione allora, o è ben definita, e per quello io dicevo, sulla legge si diceva, e aggiungevi, e orientamento sessuale era molto semplice e diretto l'obiettivo. Ampliando la discussione così, molto probabilmente si può incorrere magari in qualche interpretazione giuridica. Le leggi italiane sono fatte per essere interpretate. Ma questo è il problema, no? Ma questo tutto il nostro ordinamento è strutturato. Può essere un problema. Questo è il problema, no? Il dibattito deve essere su queste cose. Una cosa. L'unica cosa che ci si va a dire che dall'altra parte... Non so la tecnica del Senato, forse per me, ma vabbè, discutiamo. Zan dice anche poi che vorrebbe 4 milioni ovviamente per i centri di assistenza, perché ha messo anche la parte della... Non so niente, Sì, sono niente. A livello nazionale per le donne, ci sono anche centri di a livello nazionale. Era un completamento del passaggio. Un'informazione, giusto per inquadrare la questione sulla libertà di espressione. La legge Mancino è una legge molto vecchia, se vogliamo, perché ha già diversi decenni di interpretazione, per cui i magistrati, i giudici hanno delle linee di interpretazione molto chiare che sono date dalle sentenze precedenti anche rispetto all'estensione per omofobia e transfobia, per cui non parliamo di una legge che poi non si saprà come interpretare, perché le linee di interpretazione giurisprudenziali ci sono già, per cui anche andare a pensare come dire, limitazioni arbitrarie della libertà di espressione è veramente fuori luogo, perché come dire, non mi pare che la legge Mancino fino ad ora abbia creato questi grandi limiti. Fermo lì con la pubblicità, Borile. Rimanete con noi tra poco.